Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ecco, sono contento di tornare qui al santuario della Madonna della Salute pellegrino insieme ai parrocchiani di Colfrancui, e poi il resto della costellazione è San Vincenzo, Faè e Rustignè, e ci sono rappresentanti un po' di tutte e quattro le parrocchie, ma vedo anche tanti ex parrocchiani di Vittorio Veneto, di Costa, di Santa Giustina, di Fadalto Valla Pisina, e vedo anche tanti volti che vengono sicuramente da altre comunità, e siamo qui tutti riuniti per affidarci a Maria, invocata qui come Madonna della Salute. Ecco, oggi vogliamo ricordare nella preghiera defunti Fabris Maria e Battaglianello, la defunta Casagrande Santina, ma ecco, in un attimo di silenzio vogliamo anche pensare e affidare a Maria tante persone che stanno male, forse siamo noi stessi o altre persone che ci stanno a cuore, o situazioni particolari. E perché la nostra preghiera di intercessione sia maggiormente gradita a Dio, chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria, e fa che per sua intercessione partecipi alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Zaccaria. Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te. E tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa. Gerusalemme sarà di nuovo prescelta. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: starò nella gioia alla presenza del Signore. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore, prostrati a Lui. Starò nella gioia alla presenza del Signore. La figlia del re è tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. È presentata al re in preziosi ricami. Sarò nella gioia alla presenza del Signore.
Con lei le vergini compagne a te sono condotte, guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo del Re. Beata sei tu, o Vergine Maria, perché hai creduto. Si è adempiuta in te la parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e stando fuori lo mandarono chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ecco, alla Madonna della Salute naturalmente vogliamo affidare la salute nostra personale e quella dei nostri cari. Ma attenti che la salute non è solo la salute del corpo, ma c'è anche la salute dell'anima e bisogna star bene anche con zucca, perché ci sono tanti oggi purtroppo, e non è una battuta, che hanno problemi anche di salute psicologica o psichica. Ecco, per esempio ho fatto un giro di benedizione delle famiglie e in più di una casa mi è capitato di capire che c'erano persone anche molto giovani che avevano proprio dei problemi di salute mentale e anche quella è una malattia molto difficile da gestire, non meno e anzi forse di più delle malattie del corpo. Quindi davvero ricordiamo, affidiamo a Maria, al Signore, per mezzo della Madre sua, ecco la salute non solo dei nostri corpi, ma anche quella delle nostre anime e anche quella della nostra mente, della nostra psiche. Ecco, inoltre vogliamo anche pensare non soltanto a noi stessi, vogliamo pensare non soltanto ai nostri cari, ma quando si prega sempre per tutti. Quindi alla Madonna affidiamo le nostre magagne di salute, quelle delle persone a noi vicine, ma affidiamo a Maria anche le persone che stanno peggio di noi, e c'è sempre qualcuno che sta peggio di noi. Ecco, io ho presente di un giovane di circa 20 anni, poco più, che gli è stata diagnosticata la leucemia. Ecco, queste sono situazioni che veramente ti fanno non sentire più la terra sotto i piedi, perché realisticamente che a 70, 80, 90 il corpo comincia a dare qualche segno di cedimento, possibilmente piccolo, ma rientra nella natura delle cose. Ma che a 20 anni si debbano affrontare rogne di salute così gravi, davvero è una cosa che facciamo fatica ad accettare. Allora davvero affidiamo giustamente al Signore i nostri piccoli, grandi problemi, ma che il Signore pensi anche, prima ancora, a quelli che hanno delle difficoltà ancora maggiori della nostra, delle croci più pesanti della nostra da portare. E allora il Signore, se noi non siamo egoisti, se noi non preghiamo soltanto per noi stessi, ma preghiamo per tutti, anche per gli altri, il Signore e la Madonna ascoltano meglio anche le nostre
preghiere e le esaudiscono più facilmente. Ecco, detto questo, abbiamo sentito un brano del Vangelo forse un po' particolare. Ci saremmo magari immaginati di sentire un brano del Vangelo legato a Gesù che fa qualche miracolo, perché appunto la Madonna è la salute, oppure le nozze di Cana, che la Madonna ottiene da Gesù il miracolo che conosciamo di trasformare l'acqua in vino. Invece abbiamo sentito un passo del Vangelo in cui non è che la Madonna faccia proprio una bella figura, perché Maria e gli altri familiari, parenti di Gesù vanno da Gesù, vogliono incontrarlo, vogliono salutarlo, vogliono parlargli. Probabilmente era da settimane, mesi forse che non lo vedevano più, perché ormai Gesù era tutto preso dalla sua missione, e Gesù, invece di essere contento di andare loro incontro, dà una risposta anche un po' così, no maleducata, ma un po' strana quantomeno. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli, i miei parenti? Ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. Ecco perché è stato scelto questo brano del Vangelo, perché quella che noi chiamiamo festa della Madonna della Salute per sé come nome ha presentazione, festa della presentazione di Maria. Che cosa ricorda questa festa? Maria bambina che viene presentata al Tempio e viene fin da bambina, fin da piccola consacrata a Dio. Ecco, sull'affresco sopra le nostre teste vediamo proprio una bambina che sta salendo i gradini del Tempio di Gerusalemme e in cima ci sono i sacerdoti del Tempio pronti ad accoglierla. Ecco, è un episodio che non troviamo nei Vangeli canonici, ma in quelli apocrifi, che però ha un significato molto bello, perché ci dice che Maria da subito, fin da piccola, si è consacrata a Dio. Cioè ha detto: la mia vita è dedicata per fare la volontà di Dio. E allora quando poi l'angelo è arrivato e le ha portato l'annuncio da parte di Dio, Maria subito: eccomi, sono la serva del Signore, sono a completa disposizione di Dio. Perché, ripeto, fin da piccola si era abituata a fare la volontà di Dio, a mettere Dio al primo posto. Ecco, allora anche noi dobbiamo venire qui sicuramente per chiedere al Signore, alla Madonna tante grazie, ma soprattutto per rinnovare la nostra disponibilità a fare la volontà di Dio. Perché quando si prega, bisogna sempre mettere questa clausola: sia fatta la tua volontà. Gesù, nell'orto degli ulivi, di fronte alla prospettiva delle sofferenze fisiche e psicologiche e morali della passione, ti rendrio comprensibilmente. E diceva: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, il calice del dolore, perché a nessuno piace soffrire, a nessuno piace star male. Però poi ha aggiunto subito: però sia fatta non la mia, ma la tua volontà. E anche a noi Gesù ha insegnato a fare questa stessa preghiera: Padre, che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. Ecco, allora vogliamo rinnovare qui, assieme a Maria, la nostra disponibilità a fare la volontà di Dio. Gli presentiamo le nostre richieste, lo preghiamo anche con una certa insistenza, ma diciamo che sia fatta la tua volontà. E allora che possiamo uscire da questa Chiesa rasserenati e con la forza e la disponibilità di fare la volontà di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
Fratelli e sorelle, ringraziamo il nostro Salvatore che in Maria Vergine ci ha dato una mediatrice potente e preghiamo con fiducia. Interceda per noi la Madre tua, o Signore. Interceda per noi la Madre tua, o Signore. Salvatore del mondo, che per i meriti della redenzione hai preservato la Madre tua da ogni contagio di colpa, conservaci liberi dal peccato. Preghiamo. Interceda per noi la Madre tua, o Signore. Redentore nostro, che in Maria, eletta come santuario dello Spirito Santo, hai posto la sede purissima della tua dimora fra noi, trasformaci in tempio vivo del tuo Spirito. Preghiamo. Interceda per noi la Madre tua, o Signore. Verbo eterno, che a Maria, Vergine sapiente, ha insegnato a scegliere la parte migliore, aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna. Preghiamo. Interceda per noi la Madre tua, o Signore. Re dei re, che hai assunto accanto a te nella gloria, in corpo ed anima, Maria tua Madre, fa che la nostra vita sia sempre orientata verso di te. Preghiamo. Interceda per noi, Madre tua, o Signore. Signore del cielo e della terra, che hai incoronato Maria, Regina dell'universo, ponendola alla tua destra, donaci di condividere la sua gloria. Preghiamo. Interceda per noi, la Madre tua. Preghiamo anche per la pace nel mondo, ecco, in questi tempi così complicati da questo punto di vista. Ecco, che la Madonna davvero conceda ai popoli, alle famiglie, ai cuori delle persone la serenità e la pace. Preghiamo. Interceda per noi la Madre tua, o Signore. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti offriamo con gioia, o Padre, il pane e il vino per il sacrificio di lode nella festa della madre del tuo Figlio. In cambio della nostra umile offerta, donaci una conoscenza sempre più viva del mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nella memoria di Santa Maria, Madonna della Salute. È lei la Vergine figlia di Sion che per adempiere la legge presenta nel Tempio il Figlio, gloria di Israele e luce delle genti. È lei la Vergine cooperatrice e ministra del nuovo patto di salvezza che offre a te l'agnello senza macchia, destinato alla croce per la nostra redenzione. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila presente nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della resurrezione e la tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre Dio, con San Giuseppe suo sposo,
con gli apostoli e tutti i santi che un tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre, sia fatta la tua volontà. Con questa disponibilità, eleviamo a Dio la nostra preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il tuo popolo in cammino cerca in terra viva, sulla strada verso il regno, sei sostegno col fuoco, resta sempre con noi, o il tuo popolo in cammino.
nostro Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa, nel ricordo della Beata Maria Vergine, concedi a noi di partecipare all'eterno convito che ci hai fatto pregustare in questo sacramento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione facciamo insieme la preghiera alla Madonna della Salute che trovate nel Santino, dovrebbero essercene alcune copie sui banchi. Insieme. O Maria, Madonna della Salute, ti veneriamo nel mistero della tua presentazione al Tempio, quando ti consacrasti totalmente a Dio per un grande disegno di salvezza. Tu hai accolto la volontà di Dio quando nell'Annunciazione hai risposto di sì alla divina chiamata. Tu hai accettato il piano di Dio anche ai piedi della croce del tuo Figlio. Aiuta anche noi ad accettare il progetto di Dio sulla nostra vita, anche se comprende la croce. A te che sei Madre amorevole, presentiamo le nostre malattie e sofferenze. Vogliamo offrire i nostri dolori per il bene della Chiesa, per le vocazioni e per la salvezza di tutti. Affidiamo alla tua bontà tutti i malati, soprattutto quanti stanno peggio di noi. Allontana da noi i mali del corpo e dello spirito, dona sollievo a quanti soffrono e accompagnaci tutti in paradiso. Amen. Ecco, prima della benedizione, di nuovo ringrazio Padre Giambattista e naturalmente il parroco Don Massimo per l'invito. Ringrazio tutti voi per la partecipazione, ringrazio anche i concelebranti, Don Liviu Marian e Don Mario, che mi danno una mano nelle parrocchie così di Colfrancui, San Vincenzo, Fae e Rustignè, e anche loro hanno voluto essere presenti oggi ed è un bel segno. E prima della benedizione vi ricordo anche che dopo aver nutrito l'anima, ecco qui in chiesa alla Santa Messa, fuori possiamo nutrire anche il corpo con un po' di castagne, vin brûlé, caffè, insomma ce n'è per tutti i gusti. E c'è anche poi, ecco, il pozzo di San Patrizio per chi si sente fortunato. Tutti si vince, quindi tutti sono fortunati a quel gioco. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna della Salute, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. È l'ora che pia la squilla fedel, le note ci invia dell'ave del ciel. Dio
soffre, ne